La mancanza della pista da bob riduce, lo sapevamo già da prima, allo sci alpino femminile e al curling le manifestazioni sportive che si svolgono qui a Cortina. Belluno non deve essere sicuramente dimenticata, anzi il nome non deve essere solo sulla scritta Milano Cortina. Una scelta intempestiva, ora al lavoro per valorizzare Cortina nell'evento olimpico, lo afferma il presidente della provincia Roberto Padrin dopo la decisione del governo fuori tempo massimo. La sua è la prima di una lunga serie di prese di posizione alla notizia del dietrofront sulla Eugenio Monti 2, un colpo in linea assestato da lunga distanza per chi in fondo si faceva cullare dal sogno. È stato fatto un passo falso, un'occasione sprecata, afferma la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti Berton, che insiste sul nodo prioritario delle infrastrutture, mentre per il suo omologo veneto Enrico Carraro le parole di Malagò pesano come pietre, sono una sconfitta per tutto il paese. Sinceramente è una decisione che mi lascia stupito, perplesso, anche perché portare all'estero una parte delle Olimpiadi la trovo assolutamente discutibile. Lascia molta preoccupazione e anche un po' perplessi questa scelta. Vedremo le motivazioni, vedremo anche quale sarà la scelta definitiva che verrà messa a terra. Dispiace moltissimo, purtroppo le gare che sono state fatte hanno visto l'assenza di partecipanti. Il tema, lo dico da assessore al lavoro, dei costi delle materie prime, del problema anche delle persone da impegnare è stato ben più grave del dovuto e questo sta rappresentando ovviamente una grossa difficoltà per poter proseguire. E poi ci sono i commenti di segno decisamente opposto, una decisione di buonsenso per Alleanza Verdi e Sinistra. Il PD con il segretario regionale Martella chiede al ministro Abodi di riferire in Parlamento. Di figuraccia internazionale parla il segretario provinciale dei Dem Alessandro Del Bianco, mentre il segretario della CISL Paglini chiede la conferma degli investimenti sul territorio. Il Veneto che vogliamo con la consigliera Elena Ostanella chiede a Zaia di spiegare in aula e di assumersi le responsabilità. Sulla stessa linea la consigliera Cristina Guarda di Europa Verde. La Regione ha previsto ancora quest'anno un indebitamento di 85 milioni per le prossime Olimpiadi. Vogliamo sapere per cosa questi soldi la Regione andrà a spenderli. E poi la voce del Comitato Civico di Cortina. Oggi è una bella giornata per Cortina e siamo felici perché abbiamo fatto un lavoro, sono 2 anni che cerchiamo di lavorare ai fianchi e dopodiché anche andando in piazza.